Vittorio Veneto si prepara a ricevere 15.000 fanti da tutta Italia il prossimo 26 e 27 maggio. La città della Vittoria farà da palcoscenico al 34esimo raduno commemorativo nazionale Fanti d'Italia, il primo dei grandi appuntamenti con le associazioni d'Arma che il capoluogo vittoriese ospiterà nel corso del 2018 in occasione del centenario della fine della Grande Guerra. Un evento carico di profondi significati per il sindaco Roberto Tonon. Non quindi una commemorazione della guerra, ma un ricordo di chi ha perso la vita per assicurare pace e libertà a tutti noi. La fanteria è l'arma che pagò il più alto tributo di sangue durante il primo conflitto mondiale, con oltre 350.000 fanti, pari al 68% dei caduti totali. Sarà così tributato il giusto merito, spiega il presidente provinciale Pietro Prete. Saranno le brigate che hanno combattuto che sfideranno. Quello che diciamo è che non sono giunti da vivi, li condurremo da caduti. E poi nel quarto settore faremo sfilare tutti i nostri soci, fanti, amici, padronesse, fianco a fianco, per cui fianco a fianco sfileranno per le vie della città di Vittorio Veneto. L'esercito sarà presente in città nei giorni della Giornata Nazionale della Fanteria con una compagnia d'onore, con una fanfara e con la bandiera di guerra della Scuola di Fanteria che ha sede a Cesano in provincia di Roma.